Allora, adesso ci sarà una seconda sezione in cui, come anticipavo prima, vedremo in qualche modo quali sono i falsi miti dell'economia che ci viene propinata per i media. Cercherò di essere il più veloce possibile, poi dopo la sezione di Chiara ci sarà anche una sezione di domande in cui avrete modo di porre tutti i vostri dubbi, tutte le vostre richieste a tutti i relatori che hanno esposto. Ecco, cercherò di andare veloce. Comunque, quello che mi preme sottolineare, al di là di tutti i discorsi che sono stati fatti di Warren, che sono giustissimi e a livello tecnico proprio molto, molto precisi, però quello che deve rimanere è sostanzialmente che voi, per capire come funziona la macroeconomia di uno Stato, dovrete ragionare non da un punto di vista microeconomico, ma da un punto di vista macroeconomico, quindi ragionare per settori. Sostanzialmente in economia ci sono tre settori. C'è il settore pubblico di uno Stato, moneta sovrana, quindi soprattutto banca centrale e Ministero del Tesoro, sono coloro che alla fine creano il denaro e l'atto della spesa. Il settore non governativo è il settore privato, quindi di fatto tutti noi qui dentro, cittadini ed aziende, di fatto noi non possiamo creare il denaro, quindi il problema dell'economia dei media che ci viene spiegata oggi è che le risposte vengono cercate all'interno di questo settore, ma il settore privato non può creare nuovo denaro, quindi nuova domanda, nuovo potere di spesa se ce n'è troppo poca. Ecco che quindi la funzione di spesa a deficit da parte del governo, come diceva Warren, di fatto è fondamentale per aumentare l'attivo del settore privato. Noi adesso avremo bisogno di un governo che in completa autonomia e senza che nessuno possa metterci i bastoni tra le ruote, possa fare questa operazione, quindi spendere, quindi creare denaro all'atto delle spese di più di quello che drena quella tassazione, e quindi spendere a deficit per lasciare all'interno del nostro settore dei più, non dei meno. Quindi questo piccolo esempio che ho fatto, una spesa di 100, una tassazione di 80, quindi un più 20 di nuova ricchezza finanziaria netto che noi potremo utilizzare per spendere di più, per far sì che le imprese vendano di più, che assumano di più, e quindi di fatto che ci sia una ripresa dell'economia con nuove assunzioni, creazione di nuovi redditi, e solo questo può aumentare il PIL di una nazione in tempi di crisi. Quindi la spesa a deficit da parte di uno Stato a moneta sovrana. Questo per lo Stato, questo deficit, non rappresenta assolutamente un problema, in quanto è un numero contabile, un semplice numero contabile che sta all'interno di un computer del Ministero del Tesoro, e questo è quello che il governo deve fare. Prego, avanti con le slide. Adesso non possiamo più farlo perché abbiamo inserito nella nostra Costituzione il principio di pareggio di bilancio sottoscrivendo il Trattato Fiscal Compact del 2012. Quindi adesso siamo in questa situazione qua. Quindi abbiamo un governo che può spendere per noi settore privato esattamente la stessa quantità di denaro che ci porta via con le tasse. Noi a questo punto avremo zero, quindi non potremo spendere di più perché avremo sempre a zero, non potremo far sì che l'economia riprenda con il meccanismo della domanda aggregata, quindi la spesa dell'economia reale che determina assunzioni, ma il Trattato Fiscal Compact prevede qualcosa di ben peggiore di questo. Prevede il surplus di bilancio, quindi una spesa da parte del governo minore della tassazione che farà sì che anno dopo anno noi avremo dei meno, quindi avremo un impoverimento costante della nostra popolazione che determinerà una spesa sempre minore, e questo adesso che sta distruggendo la nostra economia. Quando questa operazione partirà, nel giro di 20 anni sparirà qualcosa dalle nostre tasche come più di 1.000 miliardi di euro al fine di ridurre il nostro debito pubblico dal livello attuale, cioè il 132% del PIL, fino al 60% del PIL. Spariranno più di 1.000 miliardi di euro, quindi una cifra ben maggiore del 50% del nostro PIL attuale. Questo che oggi sta distruggendo la nostra economia. Il settore estero, allora noi potremo anche basarci sull'estero per avere degli attivi, e questa è la logica dei trattati europei, la logica neoliberista che non è compatibile con la nostra Costituzione, perché per esportare cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbassare i salari per far sì che le nostre merci siano più competitive. Dobbiamo confrontarci con paesi quali la Cina, quali l'India, che letteralmente lasciano i loro lavoratori per strada, li fanno lavorare in fabbriche lager, la stessa Germania che ha oltre un quarto della forza lavoro
schiavizzata praticamente, pagata 400-450 euro al mese, quindi di fatto una manodopera quasi schiavizzata, molto impoverita, proprio perché per esportare dobbiamo anche far sì che i consumi qui dentro il settore privato siano bassi, perché se io le merci e i servizi li devo mandare fuori dal mio paese, devo far sì che dentro il mio paese siano poco consumati. E questa è l'Unione Europea, questa è l'Eurozona, questo è il progresso che ci è stato promesso con l'adesione a questi trattati. Abbiamo una banca centrale europea che è indipendente per trattato da qualsiasi organo politico democraticamente eletto, la quale non può fare altro che immettere ricchezza finanziaria dentro il settore degli investitori stranieri, e a questo punto il governo cosa dovrà fare? Dovrà ogni volta chiedere soldi in prestito al settore finanziario privato e solo dopo potrà spendere per noi cittadini ed aziende. Ma a questo punto il debito pubblico, che prima era un falso problema, anzi era relativo del nostro settore, adesso è un vero debito, perché adesso il governo necessariamente dovrà drenare le risorse finanziarie del settore privato per ripagare questi strozzini qua, e questi sono i vincitori del sistema Eurozona. Investitori sia nazionali che esteri, che si arricchiranno sempre di più, e quelli che andremo in passivo saremo noi settore non governo, settore privato. Guardate bene dov'è il governo in questa piramide. Il governo italiano dovrebbe stare qua in cima, dovrebbe essere lui che governa l'economia, che con le sue spese a deficit in grado di tutelare il nostro benessere, il nostro potere di acquisto. No, adesso il governo in fondo alla piramide si trova insieme al non governo, quindi è ridotto alla stregua di qualsiasi settore privato che domani mattina perde il portafoglio, perde il conto in banca, perde le carte di credito ed è necessariamente costretto ad andare continuamente a indebitarsi con la finanziaria sotto casa per mantenere la sua famiglia, se stesso. Questo è quello che ci hanno fatto i trattati dell'Eurozona. E questo è un grafico come quello che ha fatto vedere Warren Moser prima, quindi vedete bene che il deficit del settore pubblico corrisponde all'attivo del settore privato. Negli anni 90 il deficit pubblico era più alto quindi anche l'attivo del settore privato. Con l'adesione al trattato di Maastricht, quindi con la riduzione del deficit pubblico, questa è stata la conseguenza, un abbattimento del deficit pubblico che ha coinciso matematicamente e specularmente a un pari abbattimento dell'attivo del settore privato, fino ad andare in rosso nel 2007 con l'esplosione della grave crisi finanziaria iniziata in quell'anno. Le tasse, quindi, fondamentali in economia capire il ruolo delle tasse. Quindi, se io governo una moneta sovrana, che di fatto sono il monopolista della valuta, sono l'unico che la può creare all'atto delle spese, se io per primo non spendo, quindi non mi metto dentro il settore privato ricchezza finanziaria, di fatto non potrò venire da voi a chiedervi soldi con la tassazione se per primo io non li ho spesi. Di fatto capite bene che in questa situazione le tasse in uno Stato o moneta sovrana non hanno la funzione di finanziare la spesa dello Stato. E come fanno? È impossibile, guardate bene questa equazione. Io governo, spendo zero, come faccio a venire da voi a chiedere i soldi se prima non ve li ho dati? Le tasse hanno un'altra funzione molto importante, che è quella di far sì che voi in qualche modo siate costretti a usare la valuta del governo. Perché se io non partengo il riscatto della valuta, voi potrete anche inventarvi un'altra moneta da usare per conto vostro senza nessun controllo, senza che io in qualche modo ve la possa imporre la mia valuta di Stato. La seconda funzione molto importante delle tasse è quella di controllare la quantità di denaro che sta all'interno del settore privato. Perché se io governo spendo troppo, quindi metto troppa ricchezza finanziaria dentro il settore non governo, quindi questo cosa potrà portare? Potrà portare all'inflazione, perché se io spendo oltre la capacità produttiva del paese, ho già la piena occupazione, quindi non posso produrre di più beni e servizi di così, ecco che a quel punto, ma solo a quel punto, che non è la situazione attuale, anzi la situazione attuale è il contrario, solo a quel punto è bene che le tasse si alzino, quindi per distruggere un po' di ricchezza finanziaria, per far sì che non ci sia inflazione. Viceversa, le tasse si devono abbassare quando qui dentro l'economia ristagna, quando ho troppa poca domanda aggregata, quando ho troppa disoccupazione. Quindi la tassazione è come un termostato dell'economia. Si alza se l'economia corre troppo, si abbassa per dare ossigeno all'economia
quando siamo in situazioni di crisi come quelle attuali. Un'altra frode che dovremmo capire bene e dovremmo smentire assolutamente, perché questa è una teoria per la quale i media ci terrorizzano riguardo alla funzione, alla creazione di denaro di uno Stato moneta sovrana. Un altro falso mito è l'inflazione, quindi si dice che se io Stato, ammesso che sia vero, che se io Stato posso produrre denaro agli atti delle spese senza problemi, senza comprare un vero debito, però l'economia classica cosa dice? Così crea inflazione. Assolutamente questo non è vero, l'abbiamo praticamente appena detto, perché l'inflazione si crea solo nel momento in cui io spendo oltre la capacità produttiva del paese, quindi sono già in una condizione di piena occupazione, naturalmente non posso produrre più beni e servizi di così. Lo vediamo bene nel caso del Giappone come questa sia una falsità. Il Giappone ha un debito pubblico altissimo, quindi come abbiamo detto fino adesso, il debito pubblico è attivo del settore privato. Quindi il Giappone ha creato un fortissimo attivo per il suo settore privato a fronte di un'inflazione che pari al 2,7%, quindi bassissima. Stessa cosa per l'Italia, che negli anni 80 ha raddoppiato il suo debito pubblico, quindi ha arricchito la sua popolazione, con un'inflazione che nello stesso periodo è calata dal 22 al 6%. L'inflazione comunque non è mai un valore assoluto in economia, va sempre rapportata a quello che lo Stato fa per tutelare il potere di acquisto dei salari. In quegli anni avevamo una scala mobile. L'inflazione nel 1980 era pari al 22%, quindi era l'inflazione più alta della storia d'Italia dal secondo dopoguerra in poi. In quello stesso anno, guardate bene qual era il risparmio netto delle famiglie. Il risparmio netto delle famiglie sul reddito annuale era pari al 25% del reddito annuale. Quindi le famiglie italiane di fatto erano le più ricche tra tutte le altre maggiori economie al mondo. Quindi più ricchi della Germania, del Giappone, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna. Avanti. Ok, nel 2012 l'inflazione era molto più contenuta, era pari al 3%. Nel 2012 però, nonostante un'inflazione molto ma di molto inferiore a quella che avevamo nel 1980, il risparmio netto delle famiglie si ridusse a un 3,6%. Quindi con l'euro il nostro potere di acquisto si è ridotto di oltre 6 volte. Causa il fatto che non abbiamo più un meccanismo efficiente come allora per mantenere adeguati i salari a livello dei prezzi. La svalutazione è un altro grande fantasma con il quale siamo terrorizzati. Quindi si dice che se noi usciamo dall'euro ci sarà una svalutazione altissima e una pari inflazione. Guardiamo bene i dati di cosa è successo ultimamente proprio con l'euro. Da aprile 2014 ad aprile 2015 l'euro si è svalutato rispetto al dollaro considerando i valori di picco, del 24%. Guardiamo bene l'andamento dell'inflazione nello stesso periodo. L'inflazione è sempre stata quasi pari allo 0%, si è abbassata sempre di più, a un certo punto addirittura è andata a valori negativi, quindi con prezzi in diminuzione. Questo perché nella determinazione finale dei prezzi non conta solo i prezzi delle materie prime, conta anche il costo della trasformazione delle materie prime nel prodotto finale, che questi però sono tutti costi interni. L'Italia è un paese fortemente trasformatore. Siamo importatori, ma siamo anche un paese che produce molto, siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Stato come buon padre di famiglia, quindi dagli esempi che abbiamo fatto, penso che abbiate capito tutti come il dovere dello Stato non è quello di fare il buon padre di famiglia, ma in tempo di crisi il dovere dello Stato è proprio quello di spendere a deficit, quindi di più darci più soldi di quanti ce ne leva con le tasse per far sì che la nostra domanda aggregata aumenti per dare ossigeno all'economia. Assolutamente comunque non è vero che l'Italia è sempre stato un paese spendaccione, e lo vediamo bene con i dati della stessa ragioneria dello Stato. L'Italia dall'inizio degli anni 60 fino alla fine degli anni 80 di fatto ha speso sempre meno delle medie europee. E questo è il disastro a cui siamo andati incontro dopo l'adesione al Trattato di Maastricht.
Nel 1992-91 l'Italia è in condizione di avanzo primario, quindi abbiamo uno Stato che per l'economia reale, dedotte le spese per interessi sui titoli di debito, lo Stato dall'inizio degli anni 90 spende per noi economia reale, di meno di quello che ci tassa. Quindi abbiamo un impoverimento all'inizio degli anni 90 costante della nostra popolazione e con l'avanzo primario che praticamente è stato sempre costante dal 1991 fino al 2014, queste sono state le conseguenze per la nostra popolazione. Un abbattimento costante del risparmio netto medio delle famiglie, che come abbiamo detto nel 1990 era maggiore del 20%, poi si è abbattuto sempre di più con uno Stato che ci ha elevato sempre più soldi di quello che ci dava e si è ridotto poi da pari al 3% negli ultimi anni. La competitività, quindi si dice che bisogna assolutamente avere un bilancio positivo con l'estero per essere un paese che funziona. Prego. Questi sono i risultati dell'adesione alla moneta euro. Questa è la Germania, questa linea viola qui rappresenta il saldo con l'estero della Germania. La Germania nel 1996 aveva un saldo delle partite correnti, quindi un saldo con l'estero negativo. L'Italia prima dell'euro aveva un saldo con l'estero positivo. Guardate bene chi è il vero vincitore di questo sistema e chiedetevi quindi perché ci hanno fatto entrare nell'euro. La Germania è andata qui, tutti gli altri paesi europei di maggiore economia sono andati qui, causa l'adozione di una moneta troppo forte per l'economia del sud Europa. Ma al di là di questo, prossimo slide, noi non dobbiamo concepire la competitività con l'estero come qualcosa di necessario per l'economia di un paese, perché la moneta moderna non è più legata a nulla, non è più legata all'oro, non è più legata alle altre valute. Guardate bene l'esempio dell'Australia. L'Australia, nonostante sia un paese che esporta molto perché è ricca di materie prime, guardate bene il saldo con l'estero dell'Australia dal 1980 fino ai giorni nostri cosa è stato. È sempre stato negativo. Nonostante un aumento del PIL annuale in media del 3-4%, quindi un buon andamento, e nonostante una disoccupazione a livelli moderati che ultimamente si è attestata su valori pari al 5%, più o meno il valore che ha oggi la Germania. Questo perché uno Stato che ha la sua moneta, come più legata a nulla, di fatto può sempre spenderla per creare lavoro per la sua popolazione, quindi per tutelare sia il risparmio della sua popolazione, sia anche il risparmio estero, senza alcun problema. Le liberalizzazioni, quindi vediamo bene cosa hanno portato le liberalizzazioni dei principali settori dell'economia, in conseguenza dell'adesione ai trattati europei. Questi sono stati i risultati dell'aumento dei prezzi da quando abbiamo liberalizzato i principali settori. C'è stato per tutti i settori un aumento dei prezzi quasi dappertutto, fuori in sole due occasioni. E questo perché? Perché quando io privatizzo i beni e i servizi essenziali di un mio paese, mi trovo in una situazione in Italia in cui ci sarà un oligopolio, quindi ci sarà la cosiddetta captive demand, quindi il privato sarà libero di alzare indefinitamente i prezzi per la mia popolazione, mentre uno Stato a moneta sovrana, come era l'Italia fino a metà degli anni 90, non aveva di fatto alcun limite nel poter spendere a deficit e tenere bassi i prezzi dei servizi essenziali. Guardiamo i risultati della liberalizzazione del mercato del lavoro. Quindi, questi sono i dati del World Economic Forum che ogni anno a settembre praticamente loro fanno compilare, fanno una specie di test, danno delle pagelle a importanti uomini d'affari in tutto il mondo che compilano una lista dei paesi che sono ritenuti più competitivi al mondo. E per ogni paese fanno una pagella come questa in cui praticamente classificano i fattori che loro ritengono più problematici per investire in quel determinato paese. Cosa è indicato come primo problema della Svizzera? Al secondo posto c'è regole sul lavoro troppo restrittive. Andiamo avanti. Singapore addirittura al primo posto, regole sul lavoro troppo restrittive. Finlandia è lo stesso, Germania è lo stesso, Svezia anche, Giappone anche qui. Cina chiaramente non è un paese per cui regole sul lavoro restrittive è uno dei primi problemi, anzi, andiamo avanti.
L'Italia è al quarto posto, quindi questa classifica è stata fatta a settembre 2014, quindi spiegatelo a Renzi che credeva che fosse necessario fare il Job Act perché avevamo un mercato del lavoro troppo rigido. E questa è la classifica dei paesi che il World Economic Forum ritiene più competitivi. Guardate bene chi c'è al primo posto. Svizzera, Singapore, Finlandia, Germania, Giappone. Per qualche strana ragione che Matteo Renzi non ci vuole dire, la Cina si trova al 28° posto, nonostante regole sul lavoro troppo restrittive non sia tra i primi problemi. Questo perché? Perché come diceva giustamente Warren, quando tu tuteli comunque il potere di spesa dei tuoi lavoratori, fai sì che non possano essere troppo facilmente licenziati, fai sì che abbiano dei buoni redditi, di fatto crei anche una ricchezza per chi vuole investire nel tuo paese, perché chi vuole investire nel tuo paese avrà un ritorno solo qualora ci sia una popolazione ricca che di fatto può spendere il suo denaro per acquisire i beni e i servizi che quelle determinate realtà industriali potranno produrre. Veniamo adesso al nostro programma economico di salvezza della nazione. Ecco, il nostro programma economico prevede il pieno ritorno del nostro paese alla sovranità monetaria e parlamentare. Una piccola opinione personale a quello che diceva Warren, quindi è vero che in teoria si potrebbe chiedere all'Europa di aumentare il deficit, però può esserci un problema, quanto la realtà politica dell'Unione Europea, così come è stata costruita dalle origini, rende queste trattative molto rischiose. Noi, con tutte le trattative che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo perso un'incredibile quantità di tempo in vano nel cercare di migliorare le cose. Quindi, proporre di perdere ulteriormente tempo, per lo più considerando la classe politica che abbiamo, che su queste cose ci mangia, perché tempo ne stanno perdendo sempre di più, quindi dicendo alla nostra classe politica che c'è ancora margine per trattare, per perdere tempo, secondo me questo è un grande errore, perché questi qua, prima di uscire dall'euro, aspetteranno ancora di più, quindi noi potremmo dire di lanciare un ultimatum per un mese o 3 mesi, ma questi qui potrebbero far passare anni in più. L'Unione Europea avrà 1000 altri modi per fregarci. Noi non dobbiamo continuare a chiedere all'Europa, dopo ormai 40 anni che siamo all'interno di un meccanismo che ha distrutto la nostra economia. Sono loro che devono dimostrare, siamo noi che dobbiamo dimostrare a loro a pararmi. Comunque il nostro programma di salvezza economica prevede che l'Italia esca dal sistema euro, prevede, come giustamente diceva Warren, che tutti i depositi vengono lasciati in euro. Questo perché? Questo farà sì che gli attori economici, i cittadini, venderanno gli euro per acquisire le lire, perché per pagare le tasse ci vorranno le lire e così anche per eseguire tutte le altre transazioni. Il governo, cosa fondamentale, questo lo sottolineo 100 volte, applicherà un piano di pieno lavoro garantito, quindi assumerà tutta la manodopera disoccupata in lavori utili, quindi soprattutto servizi alla cittadinanza, agli anziani, agli ospedali, ai bambini, lavori transitori, che questa non è una misura statalista, comunista, tra virgolette, questa è una misura che ha il compito di far ripartire l'economia privata, perché facendo così si genereranno di nuovi redditi che prima o poi saranno spesi nell'economia reale e determineranno l'assunzione di nuove persone nel settore privato, e questo è quello che farà ripartire l'economia. Quindi una spesa a deficit in questo piano da parte del governo per generare nuovi prodotti, nuovi servizi e per fare ripartire anche l'economia privata. Vediamo adesso un esempio di cosa è stato fatto in Argentina, in cui nel 2002 è stato applicato a grosso modo, diciamo, un piano di questo genere. Nel 2002 in Argentina è stato applicato il Plan Jeffers de Hogarth, il cosiddetto piano di lavoro garantito per i capi famiglia, anche se in verità per il 60% hanno partecipato donne. Questi sono stati i risultati di un piano di pieno lavoro per lo più applicato in maniera molto parziale, con redditi bassi e nemmeno coinvolgendo tutta la manodopera disoccupata. Nel giro di un solo anno, dal 2002 al 2003, questo è stato il risultato in termini di cambio di PIL. L'Argentina passò da un meno 11% nel giro di un solo anno a un 9% e così via per tutti gli anni successivi, finché il piano non fu dismesso nel 2007 per motivi politici.
Prego. Stessa sorte subì la disoccupazione, che nel giro di un solo anno, dal 2002 al 2003, diminuì di oltre il 5%, per poi scendere sempre di più e attestarsi a valori pari al 7%, quindi a valori molto inferiori a quelli che oggi abbiamo noi in Italia, che abbiamo un 13% di disoccupazione, non un 7%. Il governo quindi abbandonerà le logiche neomercantili e neoliberiste che di fatto si basano sulla distruzione delle domande interne per esportare, cesserà l'aumento della spesa a deficit solo qualora si raggiunga lo status della piena occupazione per non incorrere l'inflazione. Di solito vediamo bene quali sono i risultati di una politica di super export applicata in Germania a partire dalle riforme ARZ a partire dall'inizio degli anni 2000. Applicando queste logiche, la Germania, dati dell'Istituto di Statistica Federale tedesco, dal 2000 al 2008 la Germania ha distrutto i salari reali dei suoi lavoratori del 9%, quindi la maggiore diminuzione di salari rispetto a tutte le altre maggiori economie dell'Unione Europea. Questo ha fatto la Germania al fine di esportare al resto dell'Europa per acquisire l'enorme ricchezza che è riuscita ad acquisire dopo l'ingresso nell'euro, a scapito della domanda interna dei suoi lavoratori. Vediamo bene come l'andamento del PIL della Germania che ha applicato queste politiche non sia affatto stato sempre così positivo come ci viene descritto. È stato un andamento molto altalenante, spesso è andata in termini di aumento del PIL vicino allo 0% e anche in territorio negativo. Nel 2009 la Germania ha subito la stessa diminuzione di PIL che ha subito l'Italia per lo stesso anno. 2012-2013 il PIL della Germania è ritornato a ridiscendere, a testarsi su valori tendenti allo zero, proprio perché per esportare la Germania sta diminuendo il potere di acquisto interno, che nelle economie più avanzate i consumi interni rappresentano un minimo del 70% del PIL, in Italia siamo anche all'80%. E contrariamente l'Italia, negli anni in cui diventò il grande paese che ancora oggi è, perché siamo ancora l'ottava economia mondiale, non si basava affatto su logiche di super export, di saldo con l'estero positivo. Guardate bene qual era il saldo con l'estero dell'Italia negli anni del boom economico. Era un saldo negativo. Il saldo positivo iniziò dopo gli anni del boom economico, quando le cose iniziarono a peggiorare con l'ingresso nello SME, cioè nel sistema monetario europeo. Il governo abrogherà il cosiddetto divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca Centrale, quindi riporterà sotto il suo più stretto controllo la Banca d'Italia e abolirà, addirittura il governo abolirà l'emissione dei titoli del Tesoro, che quei moderni sistemi monetari sono inutili, e come abbiamo detto lo Stato, prima di poter raccogliere i soldi con le tasse o con i titoli, deve prima spenderli, quindi non hanno i titoli la funzione vera di procurare al governo soldi per poter spendere, hanno completamente un'altra funzione, che se volete dopo Goran ve la spiegherà benissimo. Di solito vediamo alcuni esempi di titoli di tassi di interesse sui titoli decennali in stati a moneta sovrana rispetto a stati a moneta non sovrana. Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone sono stati a moneta sovrana, che hanno bassi tassi di interesse sui loro titoli decennali, proprio perché sono loro che di fatto controllano il tasso di interesse, in quanto non è il mercato che impone i loro tassi di interesse, proprio perché per questi stati l'emissione di titoli non è un vero atto che serve per poter spendere. Invece paesi a moneta non sovrana, quali l'Italia, il Portogallo e la Grecia, questi invece dipendono dai mercati finanziari per quanto riguarda i tassi di interesse sui loro titoli. Quindi se i mercati hanno fiducia, i tassi di interesse saranno bassi. Posso proseguire? No, faticava col collo. Chiedo scusa. Se i mercati avranno fiducia, i tassi di interesse sui titoli di Stato saranno bassi. Se i mercati non avranno fiducia, guardate bene il caso della Grecia, i tassi di interesse naturalmente schizzeranno le stelle, quindi questo è un altro vantaggio enorme che potremo avere da ritornare a una piena autonomia del nostro paese, autonomia economica e democratica.
Altri piccoli dettagli, quindi tutti i conti correnti saranno assicurati nelle banche d'Italia, chiaro, questo è un dovere fondamentale di uno Stato a moneta sovrana. Il debito di Stato residuo in euro dell'Italia con l'estero sarà onorato secondo le condizioni dell'Italia, esattamente quello che oggi sta facendo l'Argentina nei confronti della Corte distrettuale di Manhattan degli Stati Uniti. L'Argentina sta di fatto portando sotto il suo controllo il pagamento degli interessi sui titoli di debito pregressi che avevano in dollari. Questo può farlo in autonomia proprio perché l'Argentina non ha più bisogno degli investitori stranieri per poter spendere nella sua valuta. I cittadini con solvenze intrattabili saranno aiutati dal governo che potrà anche assumersi i loro debiti in euro. Il governo renderà operativa una disposizione di legge che renderà obbligatorio il rifinanziamento di mutui in lira su richiesta del debitore. Questa è un'altra cosa che un governo sovrano può fare senza alcun problema. Il governo quindi perseguirà una linea di responsabilità sociale delle imprese più grandi, quindi con rilevanza sistemica, che potranno eventualmente dismettere le attività sul territorio non senza una collaborazione con il governo al fine di tutelare sia l'occupazione perduta sia il ripristino ambientale nei siti dove chiaramente dismettono le loro attività. Prego. No, avanti. La mia presentazione è finita, allora qui vi lascio alcuni link, vi lascio il link al sito ufficiale MMT Italia, in cui potete trovare moltissimi articoli in cui i concetti che abbiamo esposto oggi sono spiegati in maniera ancora più dettagliata. Ci sono molti articoli che parlano del reale funzionamento anche delle banche commerciali, molti articoli che parlano di vantaggi nel tornare a gestire in completa autonomia una valuta sovrana, articoli dell'economista William Mitchell che spiega in maniera molto chiara, molto precisa tutte le cose che abbiamo detto circa la spesa a deficit, quindi il reale ruolo, la reale importanza delle spese a deficit, il reale ruolo delle tasse e dei titoli in uno Stato a moneta sovrana. Ok, la mia presentazione è finita, adesso ci sarà la parte finale di Chiara che ci spiegherà la realtà politica dei trattati europei e un'oretta finale con una sezione domande e risposte. Vi ringrazio per l'attenzione.